Alberto Mirarchi l'anno scorso ha dovuto superarsi, fare un miracolo per impedire ad Andrea Treccozzi di raggiungere il Virgilio sul 2-2 per poi giocarsi un altro tipo di semifinale, slide indoors, perché la partita finirà poi 4-1 con De Botton che si aggiungerà ai marcatori dopo la doppietta di Jacopo Laviola. Ma questa è un'altra storia. Oggi al Villa Stadium va in scena un nuovo grande spettacolo, Moreschi e Torreconti per l'accesso alla finale del 2 giugno. Andrea Treccozzi a fare da leader tecnico di una scuola piena di talento, 7 gol, una sconfitta in semifinale da vendicare, un record da battere, quello di Piccirillo che rimarrà fermo a 8 gol. Dall'altro lato del campo Ettore Conti che ha perso Gorla ma lo ha sostituito a dovere e alla fine lo sappiamo, se arrivi fino a qui il gruppo è solido e sicuramente si è anche fortificato. Moscheo è un centrocampista sublime in grado di riconoscere i momenti della partita alla perfezione, Pitrelli e Intini in gol nella tempesta del Carraro contro il Vittorini, le premesse ci sono. Qui nella speranza di farvi divertire Gabriele Dattoli anche oggi non sono solo, qui con me c'è un altro dei grandi giocatori che ha portato il Vittorio Veneto sul tetto di Milano la scorsa primavera, Gabriele Mercuri. Ciao Gabri. Ciao ragazzi, ciao Gabri, come state? Tutto bene, siamo carichi. Ti volevo chiedere, come ho chiesto a Fabio l'altro ieri, cosa si respira prima di una... Grazie per il feedback, un saluto a Cristian Zappalà, siamo partiti! È iniziata, Moreschi e Torreconti, primo pallone proprio agli uomini in maglia blu che però regalano a Petrosino, che adesso può portare. Va ad aprire Petrosino, subito a cercare Merlo, che va direttamente in porta. Subito al tiro, sì. Probabilmente, è la distanza giusta per tirare. Conta i passi Petrosino. Attenzione che gol! La può Petrosino! Sblocca la semifinale! Il primo gol di questa semifinale per la Milano Football Cup 2024 è una perla di Petrosino. Cosa ha fatto Gabri? Mamma mia, veramente! Sopra la barriera il portiere non ha potuto nulla. Punizione imparabile, perfetta, una perla. Adesso Ndiane Fu calza il pallone a cercare Moscheo, palla interessante, Moscheo, bello il controllo, sta arrivando Lutea, vediamo chi arriva per primo sul pallone, Jerry Lutea, poi Moscheo che l'ha tenuta, lo salta Moscheo, Iemane con i piedi, si è addormentato Enrico Lutea, Moscheo ha avuto una grande chance. Moscheo si rimette in proprio. Prova ad andare da solo, cerca il fondo, occhio chi si muove dentro, Moscheo messo giù, il pallone finisce sul fondo ed è rimessa dal fondo secondo quella, anche se Moscheo rimane per terra. Nicolò Moscheo che Vedremo se lo trasformerà. Esatto, ha segnato contro la Manzoni al suo esordio con l'Ettore Conti agli ottavi di finale, poi non ha trovato il gol contro il Vittorini ma ha giocato una prestazione veramente di quantità oltre che di qualità. Parte Moscheo, prova a girarsi un paio di volte Maullo, poi torna da Losco e adesso Petrosino aspetta la sovrapposizione di Losco, cercato, Ottima, metti in trovato mezzo e poi Merlo 2-0. Ottima il Moreschi ha tenuto il pallone in campo, Losco forse sarà da rivedere la posizione e poi ha fatto gol Alessandro Merlo, 2-0. Ottima azione del Moreschi qui, assist di Losco appena entrato. Poi tra l'altro palla a scavalcare il portiere. Di sponda Moscheo contro Lutea, apre saggiamente da Scacabarozzi che calcia in porta, palo! Ancora quel legno. Come avevi evidenziato prima, Anche sugli spalti, perché qualcuno del Cremona è arrivato a vederla, finisce in questo istante credo il primo tempo tra Moreschi e Torreconti, siamo 2-0, in gol Petrosino e Merlo, pronto il Moreschi a rimettere in gioco, pronto a fischiare Guella e allora siamo ripartiti. Maullu va da Petrosino, subito Ndiane Fu su di lui, dalla stessa zolla, dalla stessa mattonella di Petrosino nel primo tempo va Moscheo in porta con lo stesso epilogo. Nicolò Moscheo fa 2-1, è una mattonella magica perché dopo Petrosino segna anche il capitano dell'Ettore Conti. Che golasso, prende la sua rivincita personale, potremmo dire. Adesso la partita potrebbe avere un andamento diverso perché i giocatori dell'Ettore Conti si caricheranno di un nuovo spirito, una nuova voglia.
quindi ci sarà da divertirsi perché il Moreschi rimane con l'uomo in meno. Maullo va subito su, Iemane un po' immobile, mi permetto di dire. Tanto bella palla di Indianefo dove può arrivare Intini che è velocissimo. Intini! 2-2! All'improvviso letto le conti! Incredibile! Splendida palla di Indianefo! Che palla di Indianefo, veramente Gabri, all'improvviso da 2-0 a 2-2 in un minuto! Reinventato come centrocampista, imbucata spettacolare. Mentre chiedo come sempre un feedback sulle nostre voci, se si sente bene. In qui poi pulisce Indianefo trovando solo Maullo, bella croccheta, bello anche il pallone per Petrosino che cerca di nuovo il numero 8 che entra in area di rigore. Maullo calcia in porta, il pallone rimane lì, palo! E allora è quella porta, Gabri! Quella porta! È quella porta lì! In mezzo scacca Barozzi, cercato ancora Indianefo sull'out di destra. Tocca con la suola, va ancora da Dossena, zona cross, eccolo che arriva subito, scacca Barozzi! Non è finita, Indianefo riesce a pulire, poi cerca e trova Pitrelli. Gira sul mancino, quindi allarga dalle parti di Galantucci, con la porta sul destro, ancora Pitrelli, alto sopra la traversa, bella costruzione della Teleconti, secondo l'arbitro no. Lo era nella scorsa semifinale tra Cardano e Cremona, nel frattempo arbitrio va a cercare il secondo palo dove arriva Ghiacci che in realtà è un gol! È un colpo di testa per la porta! 3-2! Evidentemente era destino. Era destino, dice Gabri, perché poco fa hanno annullato un gol dopo una lunghissima revisione al VAR al Moreschi e sul suggerimento di arbitrio sul secondo palo arriva l'incornata vincente del numero 3 di Ghiacci, 3-2. Mentre c'è un cambio nell'Ettore Conti, messo in campo un altro saltatore come Cavalotti. Viene tolto Aidou. Sì. Cross dentro, proprio dalle parti di Cavalotti, il pallone arriva di Ancora Aldo, attraversa a no. fondo. Un'ultima azione, Indianefo la porta, da uno sguardo in verticale, poi prova a cambiare il gioco come ha fatto poco fa per Intini. Moscheo tocca, Zanardini, tutti dentro, ancora da Moscheo e poi Ghiacci, Giovanni Ghiacci. Dopo il gol del 3-2, triplice a fischio. Il Moreschi è in finale contro il Cremona Zappa, si giocherà domenica 2 giugno, una partita colma di emozioni